Lo facciamo in punta di piedi, anche se la sigla è un po' rumorosa, insomma. E poi a proposito di sigla, poi vi dico una cosa, ve lo dirò dopo, insomma, me lo appunto e ve lo dico dopo, perché un salotto, insomma, non deve essere invadente. Nel salotto si discute, si parla, si rafforzano delle amicizie, a volte, insomma, si litiga un po', però da un decennio a questa parte Target non è mai stato questo, anzi, a volte ha fatto incontrare delle belle realtà, ha fatto conoscere delle persone che poi in seguito hanno avuto anche delle collaborazioni e sono nate delle belle cose. La proposizione non arriva soltanto da noi verso voi, ma abbiamo anche dei suggerimenti e questo ci fa piacere, nel senso che anche i nostri telespettatori ci segnalano delle realtà che secondo loro andrebbero e vanno amplificate grazie alla grande potenza della televisione e di questo importante spazio che Televideo Agrigento mi dà l'onore e il piacere di condurre. Target è ancora una volta con voi per parlare di belle realtà dell'Agrigentino nel campo sindacale, dell'associazionismo, dello spettacolo, dell'impegno politico, insomma di tutto quello che può aiutarci a far crescere il nostro territorio, a conoscerlo e perché no anche a migliorarlo. Lo sapete, poi il saluto finale durante la nostra manifestazione è sempre quello di farlo con un pensiero positivo, con un buon proposito, perché noi vediamo il bicchiere sempre mezzo pieno. E a proposito di bicchiere, devo dire che ho leggermente assaggiato l'olio che qualche amico mi ha omaggiato. Credevo nella mia ignoranza che fosse arido, cioè nel senso che appena l'ho assaggiato col pane mi sono un po' sentito bloccare la gola. Ecco, invece mi ha detto no, quello è la qualità dell'olio, subito che c'ha insomma polifenoli come si chiamano che dimostrano la sua fragranza. Faremo così anche con il vino tra un mesetto circa, mi sono già prenotato un paio di enologi più alcuni amici produttori, insomma vi faremo assaggiare. Assaggeremo noi dell'ottimo vino. E dopo questo preambolo, nel ringraziarvi ancora della preferenza, vi ricordo che ci seguite sulle frequenze del digitale terrestre di Televideo Agrigento, l'LCN 92 in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale, poi naturalmente nello streaming del nostro sito www.televideoagrigento.tv, dove trovate anche una finestra dedicata a Target e alle trasmissioni precedenti, con il link che va anche ormai sul canale YouTube, non se ne può fare a meno per avere un'ampia condivisione. Mercoledì in prima serata e poi negli altri orari del palinsesto di TVA, e non stiamo facendo pubblicità, potete trovarlo anche su Tele7, insomma lì tutto quello che nella settimana succede a TVA, la programmazione, lo troverete lì, anche Target. Ed ecco allora gli ospiti della puntata di questa sera. L'indicazione del mio cameraman da partire dalla mia sinistra. Abbiamo con noi Maria Carmela Pecoraro, lei tra le tante cose questa sera è qui nel ruolo di madrina della manifestazione Rassegnati. E a proposito di Rassegnati ne abbiamo un ampio gruppo, insomma, l'ideatore e il direttore artistico Giuseppe Cioppino Crapanzano, e con lui un attore e un collaboratore della Cioppi Group, Giuseppe Di Stefano. Buonasera. Si continua con Rita Monella, conosciuta insomma da Agrigento e anche oltre. Lei è tra le altre cose anche una consigliera comunale. Poi abbiamo Giuseppe Freni, parleremo appunto di associazionismo, lui è il presidente del Lions Club Chiaramonte Agrigento. E infine il segretario generale riconfermato alla guida dello SPI, il sindacato pensionati della CGIL, Enzo Baldanza. E proprio con Enzo volevo iniziare. Il sindacalista non va mai in pensione, allora Enzo? Prendiamo il microfono? È un problema di passione. Ah, di passione. Io sono nel sindacato dal gennaio 1971 esattamente. E ho attraversato tutto il periodo lavorativo della mia vita nella funzione pubblica. Quando sono andato in pensione, quindi il tuo ramo lavorativo era quello, ecco. Sì, certo. quando sono andato in pensione
qualche amico mi ha convinto Dici, ti vuoi riposare? A occuparmi anche di Nemmeno per sogno. E devo dire che ho trovato una mia seconda giovinezza su questo, perché mi impegna moltissimo, mi dà tanti stimoli e il piacere di lavorare nell'interesse di chi ha bisogno, di persone che sono anche spesso deboli. I pensionati non sono rassegnati, sono battaglieri, come sono? Molti sono battaglieri, sì. E loro sono la nostra spinta soprattutto, perché quando noi organizziamo le manifestazioni sono i primi a volere partire per andare a manifestare nelle piazze, per cui... Bene, parleremo allora di sindacato, nel particolare dei pensionati. Ci sono anche queste manovre, insomma, del governo nazionale che interessano anche la vostra categoria. Conosciamo anche Giuseppe Freni, da qualche mese, insomma, è il presidente del Lions Club Chiaramonte. Sapete che questo club service è diviso, insomma, in tanti compartimenti, come si chiamano? Tante delegazioni. Zone, tante zone, ecco. Il Lions Chiaramonte fa parte della provincia di Agrigento? Sì, fa parte di una zona che comprende il Lions Club Agrigento Chiaramonte, Agrigento Host e Agrigento Zolfare Comitini. Ecco, questi sono i 3 club che fanno parte ovviamente della circoscrizione di Agrigento. Lions, comunque tutti i club service, vuol dire impegno, soprattutto impegno nel sociale. Ma guardi, il nostro motto è We Serve, noi serviamo. E noi serviamo il territorio. Particolarmente quest'anno vogliamo essere presenti sul territorio con delle iniziative di solidarietà concrete che possono dare un segno tangibile della nostra presenza sul territorio. Bene, parleremo allora di questa programmazione, ecco, che ha fatto il tuo club service. Dura un anno, mi sembra, il vostro incarico, no? Sì, i mandati... C'è la campana, cos'è che è il passaggio della campana? Noi abbiamo fatto il passaggio della campana già qualche mese fa. Il mandato dura un anno e non è sicuramente prorogabile, e alla fine di questo anno sociale ovviamente ci sarà un nuovo presidente. Io sarò il past president del Lions Club. Bene, sarò parleremo comunque anche di quello del programma, ecco, che avete sì, preparato. Perché è una cosa importante. Conosciamo, insomma, la conoscete tutti, però la conosciamo come ospite di Target, Rita Monella, consigliere comunale di Agrigento. Diventerà bellissima o è già diventata bellissima, consigliera? È già diventata bellissima e diventerà ancora più bella la nostra Sicilia, sicuramente col nostro grande presidente Nello Musumeci. Nello Musumeci, che diciamo, nella sua qualità di governatore della Sicilia ha lanciato questo hashtag, ecco, per essere sociali, diventerà bellissima. Un augurio e anche un impegno, naturalmente. Un augurio e anche un impegno, una gran fatica. Però la politica è vocazione, la politica è passio. Io dico sempre che la politica è quello che ti scorre nelle vene, e noi lo facciamo come Movimento Diventerà Bellissima con grandissima passione e soprattutto con la politica della gente per bene. Anche se dobbiamo registrare che ultimamente c'è stato un allontanamento della politica attiva e un avvicinamento alla politica un po' più aggressiva. Non è un discorso di politica aggressiva, è la politica di chi vuol fare il bene. E purtroppo nel fare non mi riferivo a Diventerà Bellissima la politica aggressiva, sì, ma diciamo senza fare il nome, insomma, 5 Stelle, Lega, insomma, hanno un modo un po' diverso di approcciarsi. Una modalità più diretta e più che porta, diciamo, che ci porta dà la voce al popolo. Però bisogna fare attenzione, bisogna essere un po' riflessivi su questi tipi di meccanismi, percorsi storici, perché la politica, come ben sappiamo, sta subendo in questo momento un'evoluzione storica eccessivamente veloce, e quindi qui noi siamo, dal nostro punto di vista, la vediamo come invece la politica dell'equilibrio. Io dal mio punto di vista dico che dobbiamo stare ad aspettare nuovi eventi e speriamo che, e lo credo fino in fondo, che questi nuovi eventi possano essere eventi positivi per la nostra Sicilia, ma anche per tutta l'Italia. Bene, poi parleremo di questo impegno politico e non solo. C'è anche una manifestazione che ti vede, diciamo, protagonista, organizzatrice, insomma, e ne parleremo. E andiamo adesso nel gruppo Rassegnati.
per i telespettatori di Target, insomma, non è una novità, l'abbiamo praticamente presentato ogni anno, questa è la terza edizione, l'ideatore Giuseppe Cioppino Crapanzano, terzo impegno. Ti va piacendo allora, Giuseppe? Ma diciamo che ormai non ne possiamo più fare a meno, sia io che a quanto pare anche i favaresi, vista la richiesta, vista la presenza nelle edizioni precedenti, e ormai siamo rassegnati a continuare a portare sempre più avanti questo progetto, a cercare di migliorarlo, di farlo crescere e di arricchirlo sempre di più. Generalmente, insomma, noi non... Quando presentiamo delle manifestazioni o comunque degli eventi, teniamo anche a precisare che c'è chi lo fa esclusivamente per un interesse sociale, è il caso di Rassegnati, proprio per questo, insomma, gli diamo ampio spazio, perché non è una rassegna finalizzata al lucro, nel senso che compro una serata, una commedia 10.000, me la vendo 20.000 e ce ne guadagno 10, anzi al contrario forse, perché insomma, non so certe volte se l'incasso delle serate copre le spese, Giuseppe. Facciamo seria fatica, anche perché l'unico garante, se così si può definire, cioè, a parte qualche piccolo aiuto di qualche sponsor, ma sono anche tipo la stessa tipografia che ci aiuta, e voglio sempre ringraziare perché ci aiutano a pubblicizzare tutti i social, le varie testate giornalistiche che sono sempre a disposizione. Quello che fa grande Rassegnati invece è l'abbonato. L'abbonato, certo, quello che viene a vedersi lo spettacolo. In primis l'abbonato, perché partecipa, altrimenti non avrebbe completamente senso. Parleremo di questo cartellone, dicevo, lo scopo sociale di Rassegnati, ma anche del teatro, viene anche garantito e sancito dalla madrina Maria Carmela Pecoraro. Lei è una professoressa, ma è una figura storica del teatro di Favara, e proprio se non c'era lo scopo sociale e culturale del teatro non avreste fatto la madrina, Maria Carmela. Assolutamente. Io di questo devo sempre ringraziare Peppe Cioppino, quando 3 anni fa mi ha cercato e mi ha comunicato con mia grande gioia: tu devi essere la madrina. È chiaro che sono stata enormemente felice. In virtù, grazie all'esperienza parecchio decennale della mia attività teatrale, se tu pensi che sono andata in scena con la mia compagnia nel lontano 1980 per la prima volta. Mi onoro di fare parte di una compagnia teatrale che ha voluto la nascita del teatro come struttura a Favara, quindi ora il mio ruolo è una testimonianza della grande passione che ho per il teatro. Quindi abbiamo l'ideatore, il direttore artistico, abbiamo la madrina, abbiamo anche, diciamo, il lavoratore che è anche attore, Giuseppe Di Stefano. Sì. Cioè, quindi Cioppi Group dalla parte organizzativa proprio manuale, ma anche attore che poi sarà sulla scena. Anni, no? Grazie al coinvolgimento di Giuseppe, ho il piacere di lavorare con lui nella preparazione dei diversi eventi, e quest'anno finalmente ho avuto la possibilità di rientrare a Favara. Sono stato un periodo fuori per lavoro e posso seguire il lavoro che sta facendo Giuseppe molto egregiamente a Favara, più da vicino, oltre a far parte, diciamo, dello staff organizzativo di questa terza edizione di Rassegnati. Vesterai i panni di attore? Quest'anno vesterò i panni di attore. Bene, sì. Ne parleremo dopo, allora di Rassegnati, vi dedicherò un'ampia parte del nostro target, perché ne vale proprio la pena, l'impegno di tanti per uno spazio culturale a Favara, fatto, come vedremo poi nella presentazione del cartellone, di eventi di una certa caratura nazionale e regionale, ma anche di un grande e bel vigore con le compagnie locali. Ritorniamo al sindacato, dicevamo l'impegno nella parte lavorativa, l'impegno adesso nella parte dei pensionati, ma perché i pensionati hanno bisogno del sindacato, Enzo? Perché loro rappresentano, intanto sono la maggioranza della popolazione, diciamo, quindi già questo i numeri contano. È una cosa fondamentale.
Dopodiché bisogna dire che loro fanno parte di un ceto sociale che è quello più debole, per cui il sindacato li vuole rappresentare perché capisce che loro hanno questo bisogno. Nella in questo geografia momento politica nazionale la provincia di Agrigento a pensionati come insomma, si colloca Allora, nella noi media? abbiamo- noi Siamo abbiamo- una popolazione vecchia o una popolazione giovane? No, è vecchia. Se ho il tempo ci vado in certo, questo certo. argomento. Noi abbiamo più di 16.000 iscritti nella provincia di Agrigento, quindi un numero enorme, diciamo, di pensionati. Il problema è che quello che sta avvenendo nella politica italiana in questo momento non tiene conto della differenza economica delle pensioni del nord con quelle del sud. Nel momento in cui Salvini parla di quota 100 e dice si può andare in pensione con 62 anni d'età e 108 anni di contributi, dovrebbe informarsi che in Sicilia o nel meridione d'Italia nessuno o quasi nessuno può avere 108 anni di contributi, salvo il pubblico impiego, dove io non colloco i precari, sicuramente. Certo. Quindi, come si fa ad arrivare a quota 100 nel meridione? Nel meridione d'Italia si inizia a lavorare tardi e Quando poi- si inizia, quando si inizia e devi poi essere fortunato. con un lavoro spesso discontinuo, per cui i contributi non si possono mai accumulare a quel livello. Quindi Salvini sa benissimo che la sua proposta non è riferita ai cittadini del Quindi Sud. il sindacato dei pensionati non la vede ben positivamente? Insomma, Non la no? vediamo per questa ragione. Non la vediamo per questa ragione, perché lui fa una speculazione politica su questo, illudendo la gente con il fatto che abolisce o pensa di abolire la legge Fornero, superandola con la quota 100, ma nella realtà la quota 100 favorisce i pensionati del nord. Se consideriamo anche che i pensionati del sud spesso hanno pensione al minimo che arrivano a 480-500 euro, io vorrei far immaginare a noi che siamo qua, ma anche a quelli che ci ascoltano, come si fa a campare con una pensione così. Sono finiti i bei tempi quando un pensionato in casa badava per la propria famiglia, per i figli e per i nipoti. No, invece no. Non sono finiti, sono incominciati. Ah, sono incominciati. Perché adesso i pensionati, Forse non bastano per lui, però. i nonni fanno 1000 rinunce per aiutare le i figli privazioni. a fare crescere i nipoti, a farli studiare e a realizzare i sogni dei loro nipoti. E fanno delle rinunce loro stessi e hanno costituito il nuovo welfare italiano che lo Stato fa finta di ignorare. Questa è la realtà. Andiamo dal punto di vista un po' anche tecnico-burocratico, come il sindacato, in questo caso lo SPI-CGIL, aiuta il pensionato, anche diciamo, col patronato, nel disbrigo delle pratiche quotidiane, di quelle che sono diciamo, gli scontri con la pubblica amministrazione? Certamente sì, noi abbiamo non solo il patronato INCA della CGIL che si occupa dei servizi riguardanti il problema delle pensioni, dell'invalidità, dell'assistenza, di tutte queste materie, ma abbiamo anche una società di servizi, il CAF, che fa i 730 e i pensionati hanno un'agevolazione rispetto alle tariffe normali che girano. Ma a me interessava però dire un'altra cosa. Prego. Sulla questione della flat tax, per esempio. Ritorno alla differenza che c'è tra il nord e il sud. La flat Alla tax sarebbe, differenza insomma, che c'è. questo livellamento della contribuzione, Sì, no? della tassazione, della tassazione, della scusa, contribuzione. Cioè, come si fa a pensare di proporre una tassa uguale per tutti? Facciamo un conto proprio spicciolo. Un pensionato che arriva a 10.000 euro di reddito anno, che alla fine con la vecchia tassazione, con quella attuale, andrebbe a pagare che sono 1.700-1.800 euro l'anno. Con la nuova proposta di Salvini che arriva al 15% per tutti, pagherebbe 1.500 euro, risparmiando appena 200 euro. Facciamo il caso invece di uno benestante, uno che ha un reddito alto, che sono 100.000 euro, per non fare conti dispari. Le pensioni d'oro, insomma, quelle che chiamiamo... No, non parlo delle pensioni d'oro, parlo del reddito. Del reddito da lavoro. Anche da lavoro, anche di impresa, è giusto. Che dovrebbe pagare intorno, con un'aliquota attuale,
intorno al 42%, significherebbe 42.000 euro. Col 15% invece pagherà 15.000 euro. Che cosa vuol dire questo? Che risparmia 27.000 euro. Quindi chi ci guadagna? Allora, queste proposte... Cos'è un Robin Hood all'incontrario allora? Certamente sì. Cioè queste proposte, se la gente riflettesse, anche se c'è questo entusiasmo verso questo governo, verso questa innaturale alleanza tra 5 Stelle e Salvini, se riflettessero su questo le persone, non si farebbero trascinare nel vortice della lotta contro gli immigrati. Ma scusa, signor pensionato, non è che tu parli così perché un po' insomma la CGIL è di sinistra, no? No, allora, no, per politica devi... No, allora per smentire questa cosa... nel senso, per smentire questa cosa ti dico... la mia, ecco. No, per smentire questa cosa ti dico che noi non siamo pregiudizialmente contrari al reddito di cittadinanza. Fatto bene però, e neanche alla pensione di cittadinanza. Questo ti dovrebbe far capire che non siamo contro il governo pregiudizialmente. Preso, ecco, pregiudizialmente. Però sulla questione degli immigrati, se uno cavalca la paura, se uno cavalca il problema della sicurezza a scapito dell'umanità, della solidarietà e dell'accoglienza, non credo che faccia bene alla nostra società. Bene, diciamo che anche i pensionati vogliono dire la loro, e poi lo dicevi, sono la maggioranza e ne hanno diritto. Ritorniamo al Lions, dicevamo we serve, quindi un impegno forte nel sociale. Qual è l'elemento più importante che magari è stato inserito nel tuo programma di presidente per questo anno sociale, Giuseppe Freni? Ma guarda, di attività ovviamente abbiamo un programma che è molto ambizioso. Io dicevo proprio in occasione dell'apertura dell'anno sociale che sicuramente portare avanti questo programma è un impegno ancor più che significativo, perché i service che noi abbiamo messo in cantiere sono veramente tanti, alcuni sono molto significativi, altri lo sono un po' meno. Il nostro filo conduttore, quello che io ho definito nel corso del mio discorso di apertura, è stata la solidarietà, l'amicizia e l'uguaglianza. Questo infatti è il motto del mio anno sociale. Ho detto che questo motto sarà la lanterna che dovrà illuminare ovviamente il mio cammino. Ho molto puntato sulla solidarietà perché ovviamente la provincia di Agrigento è una provincia difficile anche da un punto di vista solidale, è una provincia che purtroppo vive anche di stenti. Il vecchio panorama, quando gli manca qualcosa a casa forse gli viene anche difficile. Il vecchio panorama agrigentino fatto ovviamente di grande imprenditoria ormai da anni non esiste più, per cui il ceto medio adesso è un ceto povero, quello che prima era il ceto medio adesso è il ceto povero. I nuovi poveri. I nuovi poveri, io ne parlo proprio nel mio discorso, le nuove povertà. Ed in questo discorso che io voglio improntare il mio anno sociale. Abbiamo già fatto, ho avuto ospite gratitissimo io nell'apertura dell'anno sociale, il dottor Valerio Landri, che è il responsabile della Caritas diocesana di Agrigento, sì, con la quale ovviamente stiamo firmando un protocollo d'intesa per definire quali sono le attività da porre in essere sul territorio per fare delle azioni di solidarietà ovviamente concrete. Abbiamo voluto incontrare il cardinale di Agrigento, Don Franco, Sua Eminenza Mogavero, per portare avanti ovviamente questa nostra iniziativa. È stato un incontro molto significativo, al quale io purtroppo, pur essendo stato il promotore, non ero presente per motivi ovviamente di famiglia. Però il mio staff e i delegati, la delegazione, mi hanno riferito, così come Don Franco stesso, mi hanno riferito che ovviamente è stato un incontro cordiale, è stato un incontro aperto, e in questo c'è stato anche una sorta di gemellaggio tra le due città. Io non sono di Agrigento. È venuto fuori lo spirito laionistico, sì, insomma, anche perché io ripeto, io sono di Messina ma vivo da oltre 30 anni ovviamente ad Agrigento, e quando un delegato del mio staff regalò al cardinale il gagliardetto, lui lo guardò con molta attenzione e disse: questa è la mia Madonnina,
perché nel mio gagliardetto io ho inserito, siamo a Agrigento Chiaramonte, per cui ho inserito il portale del Castello Chiaramontano, che è molto bello, e all'interno di questo portale ho messo l'immagine della Madonnina del Porto di Messina, proprio per legare questo gemellaggio fra le due città. Parliamo della solidarietà. La solidarietà quest'anno si concretizza con delle azioni molto significative. Pensiamo ad un banco alimentare continuo, quindi non una tantum. Noi vogliamo discutere con la Caritas diocesana per avere un banco alimentare costante. Non vogliamo porci in prima persona in questo, non vogliamo dire noi Lions abbiamo fatto. Noi siamo i Lions del fare, noi facciamo, doniamo alla Caritas e la Caritas poi gestisce lei, insomma, secondo poi quelle che sono ovviamente le esigenze del territorio. Noi vogliamo stare dietro le quinte. Abbiamo anche il banco farmaceutico, quindi cercheremo di fare una raccolta ovviamente di farmaci, perché ovviamente si tratta di una popolazione anche di anziani, per cui ovviamente il banco farmaceutico ha anche una sua valenza, una sua importanza. Altre attività, ovviamente, per non levare poi spazio ovviamente agli altri, ne cito soltanto alcune. Sì, non è che dobbiamo fare proprio certo. No, quelli che tu reputi. Abbiamo parlato di banco alimentare, di raccolta di farmaci, ne citiamo un terzo. Ecco. E poi abbiamo il progetto Martina e un poster per la pace. Il progetto Martina e un poster per la pace sono dei progetti che noi faremo nelle scuole, così come la sicurezza stradale, d'accordo ovviamente con le forze dell'ordine, per poter portare ovviamente all'interno delle scuole le esperienze della Polizia di Stato e far sì ovviamente che i giovani possano dialogare tranquillamente e serenamente anche con le istituzioni, che è uno degli aspetti e degli elementi che quest'anno sono stati uno dei punti di forza del nostro governatore, proprio i rapporti con le istituzioni. Dobbiamo rafforzare i rapporti con le istituzioni. Bene, poi parleremo in particolare di che cosa spinge un professionista a diventare Lion, qual è l'approccio e come si entra a far parte. Ne parliamo dopo. Di questo vorrei ridare di nuovo la parola al consigliere Rita Monella. Dicevamo questo suo impegno in politica, diventerà bellissima, questo scorcio di sindacatura ad Agrigento, Lillo Firetto, insomma, la sua amministrazione, il vostro rapporto in consiglio. Non ti dico di dare un punteggio, insomma, una pagella, ma di esprimere, insomma, il tuo pensiero su questo. Noi abbiamo un rapporto di collaborazione e di confronto, di interazione in ciò che è giusto fare per la città. Noi in qualità di gruppo di Diventerà Bellissima non ci siamo mai posti come lo si fa nei consigli comunali come opposizione o come maggioranza, ma ci siamo sempre posti in un atteggiamento di interazione positiva. Come ci dice sempre il nostro governatore Nello Musumeci, noi siamo quello che definiamo la politica del fare, la politica dell'agire, la politica del confronto con i primi cittadini che abbiamo davanti, e quindi in questo caso Lillo Firetto, col quale l'atteggiamento è quello di un confronto positivo, di un confronto che porti a cose buone per la città. Ogni tanto Target fa anche delle cose, non dico cattive, cattive. Non dico cattive, però insomma un po' punzecchianti. Tu sei un insegnante? Sì, assolutamente. Ma 33 anni. Devi dare il voto a Lillo Firetto. Insomma, una volta c'erano, non lo so adesso, c'erano i voti numerici, poi, professoressa, c'erano i giudizi, insomma, no? Però o metti sufficiente o metti 6, non è che la cosa cambia, insomma. Così, in maniera, se tu dovessi dare il voto a Lillo Firetto, ci arriva alla sufficienza? Lillo Firetto, allora io non sono per il voto, sono per il giudizio. Per il giudizio, diamo un giudizio. È un giudizio sintetico, 3 righe di giudizio. Allora, è relativo al fatto che comunque si è trovato un comune che era quello che era, un comune con gravissimi problemi, un comune che sappiamo che è in default. E sicuramente quello che dico io personalmente ho reagito in modo completamente diverso, da donna. Anche Maria Carmela Pecoraro è una professoressa. Da quello che dice la tua collega mi pare che
dobbiamo scendere sotto la sufficienza. Non si vuole sbilanciare. Non si vuole, però siamo sotto la sufficienza. Credo proprio di sì. Lei dice che siamo sotto la sufficienza. Ma Lillo Filetto si è trovato allora posso dire allora sicuramente Lillo Filetto si è trovato con una si ereditano le cose, cioè le città, le amministrazioni si ereditano. Io faccio anche il confronto un pochino con il rapporto che abbiamo con i Dell'Abruzzo, quindi con il governo della Sicilia. Perché è giusto che lo si faccia? Perché io sono proprio perché sono un'insegnante, sono educatrice, sono una pedagogista, sono tante cose, sono una counselor, sono una mamma e sono soprattutto una donna e una persona che ama fare la politica attiva. Io amo profondamente la politica, la mia è una passione profonda, allora te l'ho detto. Sì. E ti dico questa cosa, cos'è? Certamente diciamo che non è una questione di voto, diciamo che il sindaco si è trovata una città che era una città... Ha tante attenuanti allora, ecco, diciamo che ha tante attenuanti. Non è attenuanti, certamente si poteva fare molto di più. Allora, ti dico una cosa, non diamo un voto al sindaco. Io, Rita Monella, se avessi avuto una città in mano, avrei agito in una maniera diversa, forse più da donna, più da competenza femminile. E ci vuole un sindaco donna allora. Lo dico io, allora, la politica, una cosa te la devo dire, la politica dell'ascolto, la politica del portarsi agli altri, la politica di stare in mezzo alla gente, io amo profondamente, la politica dello stare in mezzo alla gente e ascoltare i bisogni. Certamente oggi, e mi riconduco anche a ciò che ha detto il benemerito, mi piace quello che ha detto. Sindacalista? Sì. Assolutamente. Allora, oggi c'è una città in ginocchio, oggi ci sono delle povertà molto profonde. Io sono anche un'educatrice azione cattolica, sono una fervente cattolica convinta e le dico questo, ci sono delle povertà che sono reali e oggi secondo me bisognerebbe guardare ai bisogni primari. Un buon politico nell'immediato guarda ai bisogni primari. Certamente con un comune in default si può fare molto poco, quindi io dico non è dare un voto, sì. Però bisogna dare delle priorità, bisogna anche comprendere le attenuanti non sto difendendo io, noi non siamo, io non sono sicuramente come persona una donna moderata, come politico sono il politico di Nello Musumeci, che è quello che ci insegna all'interazione costruttiva per il bene della città. Non facciamo, infatti così come qualcuno mi dice ma come sei, dove sono? Io sono io e io faccio il bene della mia città, io faccio ciò che serve. Domani pomeriggio presenterò una mozione in Consiglio Comunale sulla sistemazione degli alberi di Via della Vittoria, un'altra mozione sul piano regolatore per le cose che fanno bene alla città e quindi a me piacerebbe, questo dico, non so se è un'utopia, ma è una cosa che mi piacerebbe, che tutti noi insieme, tutti noi consiglieri, riuscissimo a fare ciò che è il bene della città. Non so, dico... Vabbè, ma ognuno deve fare dal suo punto di vista, dalla sua angolazione. Tutti il bene vogliamo, però oggi, uno prende l'aereo e l'altro prende il treno. La politica oggi è quella che deve scendere in piazza, ma non per fare del mero populismo, ma è la politica che deve ascoltare ogni cittadino, la politica che deve ascoltare il cittadino, il bisogno del cittadino e che soprattutto, lo dico anche come pedagogista, la politica dell'accogliere il cittadino. Abbiamo parlato ora proprio col presidente del Lions di questa cosa, la politica dell'accogliere, l'accogliere, l'accezione di questa parola nel senso profondo è l'accoglimento dell'altro, l'ascolto dell'altro. A me dico, più gente si ascolta, più e fino in fondo si ascoltano i bisogni dei cittadini, si riesce a capire, e allora alla fine noi possiamo anche riuscire, e dobbiamo, perché il mio dovere come consigliere comunale è quello di indirizzo e di controllo, il mio primo dovere è di riuscire a provare a risolvere il problema del cittadino, così con quei pochi soldi. Infatti ora la parlavamo, dico una cosa, lo dico in maniera ampia, ma lo sa chi mi conosce, lo sanno la gente che sta con me ogni giorno, perché io vivo di fatti, vivo di sentimenti, vivo di reazioni, vivo di emozioni e vivo di dura fatica, di duro lavoro e vivo di sudore della mia fronte, che comunque sono un insegnante, non ho bisogno della consigliatura, è una cosa, un avvenimento, è una cosa che mi è successa nella vita, felicemente mi sta piacendo tanto e spero che di poterla fare ancora meglio. Però dico sempre, dobbiamo calarci nei bisogni delle persone.
dei bisogni, di quello che le persone hanno bisogno oggi. Potrebbe essere questo maledetto bisogno. il Immagina se nessuno avesse bisogno di niente. Dico io, per Sarebbe una esempio, cosa Lillo, troppo tu parlavi bella. allora di Lillo Fietto ha portato avanti il protagonismo civico. Il protagonismo civico va fatto, non è che è sbagliato, giusto. Il protagonismo civico va fatto dialogando con la gente, scendendo in piazza, chiacchierando con le persone, vediamo come la possiamo fare, perché è giusto, in realtà se un comune è in default si trovano le strategie adatte per aiutare la gente che ha bisogno. E è una cosa che ti dico principalmente, che io lo farò anche a dicembre, poi vedremo se ci possiamo vedere ultimamente. Io dico, offrirò una parte di ciò che prendo in consiglio comunale come commissioni per cercare di aiutare i pensionati bisognosi del centro storico. Lo farò a Bene, dicembre. lo prendiamo come un impegno. Assolutamente questo. sì. Enzo, io so che tu hai dei problemi d'orario. Quando mi fai un cenno che io ti... Mi fai dire è già arrivato il problema? È già arrivato l'orario? Sì, già scadenza? ok. Diciamo, aspettiamo. Ritorniamo allora al nostro teatro e a Rassegnati. Dicevamo terza edizione, un impegno maggiore, Gioppino. Per forza, perché ora dopo due edizioni, praticamente dopo aver ascoltato la critica, i consigli, gli abbonati principalmente, che sono loro i primi contatti, diciamo, che accolgo, che ascolto e che valuto e di conseguenza agisco. Praticamente sì, l'anno scorso abbiamo lanciato una sfida, cioè praticamente è una promessa che ho fatto io di alzare un po' il tiro della qualità della rassegna, ci siamo riusciti fortunatamente. Praticamente quest'anno l'impegno è pesante dal punto di vista economico, perché sostenere un cartellone del genere è dura. Però spero di farcela, perché alla fine... Andiamo concreto, dai, infatti, non perderti. Sparati questi due primi colpi, hai una doppietta con due colpi. Sì, prima praticamente siamo riusciti, siamo riusciti a concludere e a concretizzare due spettacoli che ci tenevo a portarli al Teatro San Francesco. Uno è quello di Tone Sperandeo, che aprirà con una serata di cabaret, come abbiamo fatto nelle precedenti edizioni con altri cabarettisti. Praticamente è un volto siciliano, insomma, che trainerà diverse persone al teatro, anche perché è l'emblema dell'attore siciliano caratterista. E poi abbiamo portato Pippo Franco. Pippo Franco è un nome nazionale, ma Pippo Franco si presenterà al nostro palcoscenico, diciamo, con la compagnia, con l'intera compagnia teatrale, in quanto porterà in scena una commedia brillante, dal titolo A Badante Cercasi, una commedia divertente. E già è un nome nazionale che ha i suoi costi, ha i suoi impegni, ha il suo livello, diciamo. E poi ci sarà, e ne parliamo dopo, quello per il quale Rassegnati è nato, ovvero la rivalutazione del territorio, delle risorse locali, con le piccole grandi compagnie, ecco, che hanno fatto grande favara. Volevo arrivare proprio lì. Quest'anno l'ho definito un'edizione emozionante, particolare. Ma non lo dirai adesso, lo dirai dopo, perché noi dobbiamo salutare, ma prima gli diamo ancora un minuto. Enzo Baldanza ce lo aveva detto che aveva degli impegni già presi per questo orario, ed è giusto che sia così, e ti ringraziamo della tua presenza. Allora, Enzo, prego, il microfono sempre, altrimenti non si parla. Volevo dire soltanto due cose. La prima è che noi abbiamo intitolato il nostro congresso Il lavoro è, cioè il tema conducente del nostro congresso è il lavoro è. Ad Agrigento, nel manifesto del congresso dello SPI, abbiamo aggiunto un patto fra le generazioni, che si collega con il ragionamento che facevamo prima, cioè un patto tra gli anziani e i giovani. Quando parliamo del lavoro però dobbiamo guardare anche a quale tipo di lavoro, perché adesso il lavoro si è trasformato. Ma nel meridione spesso non c'è neanche questo nuovo lavoro, nel vecchio e nel nuovo. Allora i giovani sono costretti ad andare al nord o ad emigrare all'estero, dopo che le famiglie si sono svenate facendo enormi sacrifici per farli studiare. Sul tema della povertà, in Italia esistono
dati che circolano sono questi, sono un po', ogni tanto si differenziano, ma oltre 11 milioni di cittadini italiani vivono nella soglia di povertà relativa e oltre 5 milioni vivono nella soglia di povertà assoluta. Moltissime di queste percentuali si riferiscono al sud. Per cui se c'è nell'agenda di governo non c'è un interesse particolare per cercare di far ritornare competitivo il sud, perché il gap economico che c'è tra nord e sud si allarga sempre di più la forbice. Per cui l'impegno di un governo dovrebbe essere soprattutto questo. Non l'ha fatto Renzi, non l'ha fatto Gentiloni, non so cosa faranno. Pensiamo positivo. Giusto. Il pensiero positivo che io ti chiedo e come saluto che tu stai facendo adesso si riferisce proprio a questo. Sì, mi riferisco a questo, ma anche all'attività nostra. Per esempio, ho firmato un protocollo d'intesa con l'assessore Amel per venire incontro alle fasce più deboli. Ho inserito in quel protocollo d'intesa, lo abbiamo firmato, di agevolare le fasce più deboli nella tariffa dei rifiuti. Non solo, ma chi è virtuoso e fa la raccolta differenziata dovrebbe avere un ritorno, un bonus, un ritorno economico che allo stato attuale, malgrado abbiamo firmato il protocollo d'intesa, non è stato messo in pratica. Io vorrei sollecitare l'assessore Amel, ma anche il sindaco Firetto, di badare a fare questo, perché la città di Agrigento ha bisogno di soccorrere le fasce più deboli. Bene, grazie della tua presenza, ne parliamo dopo. Grazie della presenza Enzo Baldanza, che è il segretario generale del sindacato dei pensionati della CGIL, che ci deve lasciare, e lo farai subito perché Cioppino ci ha portato, diciamo così, chiamiamolo il promo, ecco, di Rassegnati, dove c'è un mini spot che racchiude anche il significato di questa iniziativa, che, ripeto, è un'iniziativa sociale e culturale oltre che teatrale. Grazie a Baldanza. Aspetta un attimo che adesso mandiamo il promo. Uno. Servito. Abbonato. Rassegnati. Rassegnati, Teatro San Francesco, Favara. Anch'io voglio l'abbonamento. Abbonati anche tu, con meno di 5 euro a spettacolo. Per questo dicevamo del fine sociale della rassegna, non del fine commerciale sicuramente, proprio per permettere a tutti di recarsi a teatro. È proprio questo, insomma, quello che dà forza alle tante compagnie locali che sono presenti a Favara. Maria Carmela, sì. Quello è il sapere che il teatro piace e che molto spesso anche comunica e porta in discussione alcune belle realtà. Sicuramente il teatro è vita. Tu trasmetti emozioni, sentimenti, tu vivi la tua vita su delle tavole di un palcoscenico, e questo è il bello del teatro. Cioppino ha avuto questo grande pregio di avere fatto rinnamorare Favara.
Favara amava tanti anni fa il teatro, amava andare periodicamente, sentiva il bisogno della serata, dello spettacolo teatrale. Poi per una serie di motivi, di vicissitudini, si è fermato un pochino, il teatro ha rallentato, è arrivato Cioppino che ha fatto riprendere questo amore verso il teatro. E tu hai proprio introdotto questo, il secondo elemento caratterizzante di Rassegna di stagione 2018-2019, ovvero la possibilità di inserire qualche compagnia che dà il tono regionale e nazionale alla manifestazione, ma anche il riscoprire la storia del teatro a Favara. E dopo 2 anni di madrina, quest'anno c'è il terzo anno di madrina, ma anche di protagonista. Quest'anno ci hai un po' tirato le orecchie a chi? Quest'anno mi trovo con molta gioia nella duplice veste di madrina e di attrice. Sarò impegnata assieme alla compagnia Associazione Teatro 101, di cui mi onoro di fare parte. Sarò presente nel terzo appuntamento di questa rassegna. C'è un motivo particolare, doloroso ma nello stesso tempo particolarmente emozionante per noi. Abbiamo deciso quest'anno di ritornare sulla scena quando proprio il nostro regista, il nostro grande maestro, professore Giuseppe Valenti, ci ha lasciato. Proprio il giorno in cui lui ci ha lasciato, noi componenti dell'associazione ci siamo detti no, non possiamo non onorare la sua memoria. Infatti la serata che noi abbiamo voluto mettere su esce così come un omaggio a Peppe Valenti. Facendo un piccolo passo indietro, sì, anche per far capire ai nostri telespettatori che magari non sono addentro a queste tematiche, l'associazione Teatro 101 nasce all'interno del più grande contenitore che è Radio Favara 101, all'interno del monastero dei Francescani di Favara, che è stata quella associazione assieme ai francescani a costruire, non materialmente perché ma comunque a far realizzare sì, sì, il teatro a Favara, un evento storico alla fine degli anni 70, sì, insomma, sì, che è stato prorompente, e da lì in poi è stata un'escalation. E di questo siamo orgogliosi. Ma dobbiamo anche dire, per coloro che non lo sanno, ma credo sono in pochissimi, che anche Peppe fa parte di questa compagnia, anche insomma, Peppe ha calcato le scene assieme, assieme all'associazione Teatro. Mi hanno fatto avere delle fotografie un po' ingiallite sì, di quando anch'io insomma indossavo gli abiti di attore, umilmente, non tanto. Anche insomma. Tu hai avuto come noi il piacere di sentire l'odore di quelle tavole, certo, certo, odore che sta riaffiorando a Favara grazie a Cioppino. Non so chi di voi ha avuto esperienze teatrali? Sì. Sì, direttamente come attrice, no? Quindi sì, puoi benissimo immaginare che il cinema, la televisione, la radio, però il teatro sei lì, insomma, sei in diretta, devi sapere la parte, non c'è lo stop, rifacciamolo, appena si apre il sipario si va avanti. È un'emozione forte. Sì. Invece, dottore Freni, il teatro come spettatore o anche come protagonista? No, io ho avuto una parte nel San Giovanni de Cullato, che però era un'attività del teatro universitario messinese, per cui un po' tutti amatoriali, dissi soltanto 2 parole, di cui una sbagliata. Da quel momento in poi ho deciso di concludere la mia esperienza artistica con questa esperienza. Ritorniamo all'emozione dell'Associazione 101, Maria Carmela. Sì. Quindi questi ragazzi, più o meno ragazzi, insomma, più o meno giovani, hanno deciso di rimettersi in discussione. E abbiamo non a caso scelto 3 atti unici, che poi sono stati gli ultimi che il nostro maestro Peppe Valenti ha diretto. Ti dirò, la cosa stupenda di questa esperienza è pure il ritrovarci, eravamo giovani, eravamo tutti liberi ragazzi, ora addirittura abbiamo i figli in scena
e questa è un'esperienza bellissima. E poi rivivere le emozioni che provavamo allora, risentiamo del suo influsso, della magia della sua direzione, ricordiamo perfino le stesse situazioni che lui ci consigliava, ti assicuro che è un'esperienza bellissima. Gioppino, non solo l'Associazione 101 ma anche altre associazioni stanno rivivendo, diciamo, questa seconda giovinezza, o comunque vogliono dar merito a chi purtroppo non c'è più. Sì, infatti poco fa ti stavo dicendo proprio questo, è un'edizione particolare per questo, perché tipo è come un evento che capita, tipo l'Eclissi che capita una volta ogni 30 anni, cioè avere in cartellone le 4 compagnie che sono un po' i pilastri che tengono, diciamo, il teatro a Favara, è una cosa straordinaria. Poi, cioè, assieme anche a vogliamo citare anche gli altri, abbiamo detto l'Associazione 101, abbiamo il ritorno del gruppo Seguimi, che ricorderà padre Calogero, che è uno dei fondatori della compagnia, assieme a Lillo Trupia, il grande maestro Trupia, padre di Toni Trupia, il famoso regista, certo. Famoso regista cinematografico. Poi abbiamo la storica compagnia Gio 90, poi abbiamo Via col Vento, che ricorderà... Vedete che è un po' la chiesa entra dovunque, no? Sì, sì, vabbè. No, c'è 101, diciamo, teatro francescani, Seguimi, San Giuseppe Artigiano e Padre Vocazionisti, Gio 90, San Vito... Non a caso l'associazionismo che orbita intorno alla chiesa poi fa nascere il desiderio di esprimersi, esprimersi nelle forme teatrali. Dicevamo poi... Abbiamo anche gruppi nuovi che sono nati successivamente, e come i ragazzi i Testiqueti si fanno chiamare così, non solo perché hanno i testiqueti, ma insomma perché hanno scelto un nome di moderno, un nome nuovo, come le opere che portano in scena. E praticamente quest'anno spaziamo proprio da un genere all'altro. Non dimentichiamoci il grande Franco Cilona, insomma, l'abbiamo citato, via la compagnia Via col Vento con Franco Cilona. Ma abbiamo anche la figlia di Turiferro, Francesca Ferro, una compagnia del Teatro Mobile di Catania, cioè Turiferro, l'emblema del teatro siciliano. Presidente Lions, sai quanto paghi per 10? No, non è una pubblicità, altrimenti non l'avrei fatti venire, mi devi credere. Cioè, se era una manifestazione a scopo di lucro non o comunque, come è giusto che sia, avrebbero pagato la pubblicità alla televisione, eccetera, eccetera. È un evento sociale veramente. Per 9 spettacoli del genere, sai quanto paghi? Sono stato attento. 50 euro. Bravo, 5 euro mi pare a spettacolo. 5 euro a spettacolo. Ho seguito con attenzione. Allora, manca corrente si pagano. Sì, infatti ho un cartellone alla portata di tutti, ma non solo a livello culturale, ma anche a livello economico, perché dal mio punto di vista la cultura deve essere alla portata di tutti, è un diritto. È un dovere di chi la promuove di renderla proprio così alla portata di tutti. Dicevamo anche Giuseppe Di Stefano, dopo un periodo di assenza da Favara, ritorna, viene agganciato dalla Cioppi Group, però dice sì, ma mia o palcoscenico mi piace, o no? Sì, mi piace e soprattutto mi manca, perché in questi anni che sono stato fuori ho avuto poche possibilità di calcare i palcoscenici. Sono stato protagonista in 2 commedie che abbiamo portato in giro per la provincia, però con 2 compagnie teatrali di Calamonaci. In questi 3 anni in cui ho avuto modo, grazie a Giuseppe, di partecipare a questa rassegna, però da dietro le quinte, dando il mio contributo da operatore, diciamo, quest'anno finalmente tornerò al Teatro San Francesco nelle vesti di attore. Io avevo recitato al Teatro San Francesco quando ero un po' più piccolino e un po' più magro. Ti sceglieranno un personaggio adatto al tuo fisico. Sì, è un buon alibi. Quando mi dicono Giuseppe perché non vai un po' di dieta? No, devo interpretare la parte di tipo la barba o altre cose da sotto, quindi mi serve un po' di pancia. E quest'anno tornerò a recitare nella compagnia che ha visto il mio debutto da piccolo, il nuovo gruppo Seguimi di Lillo Trupia, che chiuderà, diciamo, la rassegna, una commedia di Edoardo De Filippo intitolata La fortuna con l'F maiuscola,
E scoop dell'anno ci sarà pure la partecipazione straordinaria di Giuseppe Cioppino. Ah, anche tu allora, quello lo sapevo questo, coinvolto da attore? Sì, anche perché l'anno scorso ho fatto... Sì, l'anno scorso sì, una e piccola... quest'anno par condicio diciamo che accettato. ho accettato subito, anche perché diciamo mi sono trovato davanti a un ricatto tra virgolette, ma voleva essere un coinvolgimento e ho accettato. Giuseppe Stefano, come Cioppino, diciamo, non come attore ma come organizzatore, diciamo, come direttore artistico, vi frusta, vi sprona? O Cioppino è... Qualche giorno fa, giorno 10, abbiamo fatto la rassegna stampa della presentazione del cartellone e qualcuno l'ha definito stravagante. Sì. Peppe è un po' stravagante, però col cuore posso dire che è una persona vera e un grande amico. Io aggiungerei Prego, Maria Carmela. io aggiungerei che è un uomo di grande sensibilità, perché spesso si emoziona. Questa è una grande virtù. Bene. Vedevo con interesse che sia Rita che Giuseppe, insomma, erano compiaciuti di queste iniziative. Consigliere Monella? Sì, assolutamente. Infatti vi aspettiamo allora. Assolutamente verrò con grande piacere, perché io, al di là, tra i miei variegati interessi, anche il teatro non mi è io amo andare a teatro, vado spesso a Palermo, spesso al Teatro Pirandello, che invece tanto, ma è giusto che sia così, perché lo sento un'emozione del cuore e lo sento anche un dovere, perché dovremmo andare tutti a teatro, sì, perché il teatro è il paradigma della nostra vita. Sì, sì. Quasi quasi io mi dimenticavo di questo libro che hai lì sul tavolo, sì. Insomma, come una cosa importante. Faccio vedere il libro? Ecco, sì, bravo, non voglio dimenticarmene. Ce ne vuoi parlare e in che occasione sarà presentato? Stai fermo ancora un po'? Ecco, grazie Gerlando. Prego, dimmi. Il libro si intitola Peccatori sì e corrotti mai, ed è un libro che è stato scritto da Nicolò Mannino e Salvatore Sardisco, che sono il presidente e il vicepresidente del Parlamento della Legalità Internazionale. Lo presenteranno al comune di Ravanusa venerdì 19 nel tardo pomeriggio, e questo evento sarà preceduto dalla consegna di un dono davanti alla sala di Livatino alle ore 16:30. Verrà sia Nicolò Mannino che Giovanni Sardisco insieme a un variegato numero di autorità presenti, e poi porteremo anche i due il presidente e il vicepresidente, e porteremo loro insieme al direttore Parello e al presidente Bernardo Campo a fare un giro turistico per la nostra bellissima valle, perché è giusto che sia così, e quindi loro vengono qua da Agrigento ed è necessario e fondamentale far vedere loro la nostra valle, le nostre bellezze, le nostre interessanti scoperte archeologiche che ultimamente ci sono state con il teatro romano e qualche altra cosa che hanno scoperto gli archeologi del momento. Parlamento della legalità, quindi i temi della legalità sempre validi e che devono essere veicolati. Anche per questo, insomma, ti sto dando del tempo per parlarne. Sì, questo è tra i miei vari interessi. C'è anche, soprattutto da tutta la vita, un interesse, un mio percorso cristiano cattolico. Io faccio parte dell'Alleanza Cattolica, faccio parte dell'Azione Cattolica, un percorso che mi ha condotto principalmente a una fede profonda, e quindi la mia interesse nell'associazionismo, e quindi io ho condiviso anche un po' le cose di cui abbiamo parlato qui in questo, devo dire, interessantissimo salotto. Ti faccio veramente i miei più grandi complimenti. Bonda tua. Volevo un po', se potessi avere un minuto di tempo, leggere quello che ha scritto Papa Francesco. Sì. E questo viene questo libro è importante perché io sono anche una pedagogista, sono un'insegnante, sono una canzone della relazione del benessere, e viene un po' da ciò che viene dal moto di cuore e dalla emozione forte che porta a noi docenti a creare quello che è un circuito di positivo verso ciò che è la legalità, il senso della legalità e la giustizia, e la differenza che c'è tra essere peccatori e corrotti. Sono due cose diverse. Il corrotto non si pente mai di quello che fa, il peccatore si pente e ha un moto di cuore ed è pronto a cambiare, a ritrasformarsi, a ricominciare il proprio percorso di vita. Bene. Il corrotto no. Questo subito che le posso leggere? No, appena vedo tu. Ah, già pronto? Sì. Ah, no, credevo dovessi se posso, cercarlo. Sì, no, prego.
Dalla lettera di Papa Francesco: gli insegnanti cristiani, sia che operino in scuole cattoliche sia in scuole statali, sono chiamati a stimolare negli alunni l'apertura all'altro come volto, come persona, come fratello e sorella da conoscere e rispettare, con la sua storia, i suoi pregi e difetti, ricchezze e limiti. La scommessa è quella di cooperare a formare ragazzi aperti e interessati alla realtà che li circonda, capaci di cura e di tenerezza. Il Signore desidera infatti che siano abbattuti i muri dell'indifferenza, dell'omertà, divelte le imperriate dei soprusi e delle prepotenze, aperte le vie della giustizia, del decoro e della legalità. Ci tenevo a leggere questa, che è una parte della lettera di Papa Francesco e che ha portato Nicolò Magnino nella copertina finale a scrivere del l'ultima cosa velocissimamente, e questa è una cosa mia personale, la mia frase che mi è colpita di più e chi mi rappresenta pure come persona. All'inizio le battaglie le vincono i falsi perché sono troppo furbi, ma la guerra la vince l'onesto perché persevera nella pazienza e nella giustizia. Bene, bravo, veramente. Ritorniamo con Giuseppe Freni. Dicevo, che cosa spinge un professionista così ad avvicinarsi al mondo dell'associazionismo e del Lions in particolare? Ma guarda, cosa spinge un professionista? Decisamente non lo so. Cosa spinge l'uomo più che il professionista? Perché io sono nel Lions come uomo e non come professionista. Perché noi Lions non parliamo mai di autoreferenzialità. Noi siamo degli uomini che prestiamo la nostra opera per il benessere ovviamente delle comunità. Poco fa, sentendo parlare gli amici che ho conosciuto stasera di questo salotto, pensavo come alla fine poi tutto torna, no? Noi non ci siamo conosciuti, ci siamo scambiati soltanto 4 chiacchiere così all'inizio, eccetera. E adesso pensavo proprio al Teatro San Francesco, perché noi proprio con i francescani, e parlo con voi favaresi che conoscete questa realtà, con i francescani stiamo iniziando un percorso di solidarietà. Lo stiamo iniziando attraverso la nostra cerimoniera, che sicuramente conoscerete, che è la dottoressa Antinoro, Mariella Antinoro, che fra le altre cose è ministro ovviamente dei francescani, per cui con loro stiamo iniziando questo discorso ovviamente di solidarietà, stando ovviamente sempre dietro le quinte, perché noi non vogliamo pubblicità per quello che facciamo, quindi è un altro progetto che stiamo portando avanti, così come con Suor Caterina. Noi abbiamo avuto, io non ho avuto ancora il piacere di sentirla al telefono, ho avuto il numero di telefono qualche giorno fa, però Suor Caterina è un personaggio molto riservato, mi ricorda, scusate il paragone magari un po' fuori luogo, un po' Madre Teresa di Calcutta, quando rifiutava qualsivoglia tipo di aiuto che non fosse finalizzato alla solidarietà e benessere dei bambini, eccetera. Io dovrò incontrarla, sicuramente farò in modo di incontrarla, per rassicurarla di questo, guarda che noi non vogliamo pubblicità, noi vogliamo semplicemente porci nella condizione di dire in che cosa possiamo esserti utili, così come lo facciamo con la Caritas, anche con attività di volontariato, la scuola ai bambini, abbiamo moltissimi insegnanti, professoresse all'interno del nostro club che potrebbero prestare la loro opera ovviamente e di aiuto e di supporto ovviamente a Suor Caterina. Quindi cosa spinge? Spinge la solidarietà, spinge il carattere, spinge l'umanità verso gli altri. Ovviamente il carattere si modula con gli anni, io mai e poi mai a 18 anni, giovane scapestrato, avrei pensato di poter arrivare ovviamente a tanto. Poi con l'età ovviamente si matura, poi ci sono ovviamente figli, ti fanno riflettere, poi arrivano i nipoti, ti fanno riflettere, e quindi dire vogliamo che lasciare un mondo migliore di come l'abbiamo trovato proprio attraverso queste forme di solidarietà. Io mi auspico di riuscire in questo programma ambizioso. Ed è proprio, ti rubo soltanto un secondo il tempo per invitarti, perché siamo già, vedo purtroppo il nostro inesorabile cronometro che ci dice che abbiamo terminato, di fare questo saluto in questo senso, in maniera positiva. Come dicevo all'inizio, nel ringraziare e salutare i miei gentili ospiti, io chiedo loro di farlo non in maniera banale, nel grazie, buonasera, o nel dire che bella trasmissione.
non interessa questo, ma nel lanciare un messaggio, non lo so, magari con una citazione, con una frase, con un buon proposito, con quello che è il vostro essere, anche per quello per il quale vi abbiamo invitati qua, per dire che si può sempre andare avanti, cercare di migliorare, essere positivi e vedere il bicchiere mezzo pieno. Allora grazie della presenza e della partecipazione a Target, a Giuseppe Freni, presidente del Lions Club Chiaramonte di Agrigento. Il tuo saluto. Beh, io concludo con una citazione. Io ho definito i Lions dei guerrieri, nella eccezione pura della parola, perché i guerrieri non sono quelli che combattono, perché nessuno ha il diritto di prendersi la vita di un altro. Il guerriero è colui il quale giornalmente è presente sul territorio con aiuto concreto a chi è meno fortunato di noi. Questo è il mio augurio e io mi sento un guerriero di prima fascia. Grazie della presenza e della partecipazione a Rita Monella, consigliere comunale di Agrigento. Il mio monito è la politica del fare e la mia battuta finale è: credici con me, credici con noi. Grazie della presenza e della partecipazione all'attore, diciamo attore perché è bello che poi andrà lì in scena, Giuseppe Di Stefano della Cioppi Group. Sì, allora io vorrei portare una piccola testimonianza. In questo periodo che sono stato fuori ho avuto modo di sentirmi un po' più orgoglioso di essere favarese, perché tra alti e bassi Favara in questo periodo sta vivendo questo salto di, come dire, a livello culturale, sì, si sta un facendo momento un salto sicuramente in avanti. positivo. È uno dei fiori all'occhiello di questo periodo è proprio questa rassegna, questa realtà che si sta venendo a creare a Favara grazie all'impegno di Giuseppe. E quindi vorrei lanciare un messaggio a tutti i miei coetanei, invitandoli a venirci a trovare e avvicinarsi a questa realtà per darci un po' di una spinta, diciamo, una forza in più. Grazie della presenza e della partecipazione a Giuseppe Cioppino Crapanzano, direttore artistico di Rassegnati. Bene, io posso dire, voglio lanciare un messaggio: rinunciate a 2 pizze all'anno, ma regalatevi e regalate un abbonamento, perché così regalerete delle emozioni che hanno un valore inestimabile, a prescindere dal teatro, dalla località, da qualsiasi cartellone, però regalatevi e regalate un abbonamento. Prima di passare all'ultimo saluto a Maria Carmela, devo dire che una cosa che forse nessuno fa, il gruppo Cioppi Group, se ci sono degli anziani che desiderano andare a teatro e gli piace, no, andare a teatro e non hanno la possibilità di salire lì a San Francesco, cosa fanno? Niente, si abbonano, hanno il numero di telefono, ci sono gli amici di Cioppi Group, li vengono a prendere a casa, li portano a teatro, finisce il teatro, li riportano a casa in maniera gratuita e hanno trascorso una bellissima serata di teatro. Un applauso, bravi. Il saluto e il ringraziamento a Maria Carmela Pecoraro, madrina di Rassegnati. Sì, io invito tutti a dare un senso, un valore al tempo libero, occupiamolo vivendo, condividendo le emozioni che nascono da un palcoscenico. Bene, grazie della vostra presenza e partecipazione a Target e grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci ed è stato con noi. Buona serata a tutti.